La Figicilia Agrigento ha voluto ricordare la figura di Tonino Butera, storico componente della delegazione retta dal presidente Angelo Caravanno, con il secondo torneo Memorial Tonino Butera Under 17. Ricordiamo che Tonino Butera è stato anche collaboratore della nostra emittente Televideo Agrigento. Proprio lui ha messo lo zampino per la ristrutturazione del terreno di gioco in erba sintetica dello stadio Totò Russo di Aragona. Aveva mosso i primi passi seguendo le orme del padre Salvatore, vecchio dirigente e segretario della squadra dell'Aragona, e da allora non si è più allontanato dal mondo dello sport, che lo vide coinvolto anche nella pallavolo femminile. Era riuscito anche a coinvolgere la propria moglie Enza Cannella, mentre i propri figli Ilenia e Salvatore, la prima fa parte del direttivo dell'AIA di Agrigento, mentre il secondo ha seguito le orme giornalistiche di Tonino. Era un combattente e riuscì a vincere tante battaglie personali, arrendendosi proprio contro il male dei mali ad appena 54 anni. È stato un apprezzato giornalista sportivo e collaboratore del quotidiano La Sicilia. Adesso, a 2 anni dalla sua dipartita, in sua memoria è iniziato un Memorial Under 17 a lui intitolato, al quale hanno aderito le seguenti squadre: Atena, Empedoclina, Favara Academy e Raffadali 22, con il girone unico, formula all'italiana di sola andata, con 2 tempi di 45 minuti ciascuno. Si sono già svolte le 2 semifinali e le vincitrici sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi lo speciale trofeo. A contenderselo saranno proprio l'Empedoclina e l'Atena. In finale unica di 2 tempi di ciascuno di 45 minuti. In caso di parità, dopo i tempi supplementari e regolamentari, saranno disputati appunto i 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e in caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione dei calci rigore. Questa finalissima si svolgerà sabato prossimo, 1 giugno, nella struttura di Fontanelle a partire dalle 15:30. Al termine della sfida è prevista la premiazione della squadra vincitrice, con la presenza dei massimi organi federali e regionali come Sandro Morcana, Sandino Lopesti e chiaramente il presidente Angelo Caravanno e l'intera delegazione agrigentina. Oltre ai familiari del compianto Tonino Butera ci sarà anche il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino ed altri amici della vicina Aragona.